Salve a tutti, bentrovati in questo spazio del Laboratorio Politico Alba Siciliana nel canale di Qui Sicilio. Siamo come sempre in compagnia di Salvatore Ginaprelli. Buonasera. Oggi vogliamo dare il via un po' a un nuovo formato che, come vedrete, si dedica alle notizie della settimana più significative dal nostro punto di vista, che abbiamo scelto, che vanno a coprire ambiti più strettamente legati alla Sicilia, in particolare con l'appuntamento delle prossime elezioni, però coinvolgono anche decisioni e contesti che inevitabilmente ci coinvolgono a livello politico più ampio. È chiaro che le vicende di portata più generale a volte mettono un po' in ombra o in secondo piano altri argomenti, però è pur vero che la nostra portata d'azione come cittadini elettori, per esempio, non ha molto spazio attualmente sulle scelte internazionali, ma quel poco che potranno fare i nostri amici che saranno chiamati a votare, per esempio, per il rinnovo dei comuni, sarà scegliere un sindaco rispetto a un altro. Abbiamo soprattutto seguito il caso di Palermo perché comunque, essendo il capoluogo della regione, insomma, ha la sua importanza ovvia. Altri luoghi sono teatro di piccole questioni che però passano anche sulla stampa nazionale, per esempio un comune, Canicattini, dove udite, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si presentano divisi, e questa sarebbe una notizia, diciamo, laddove la normalità, appunto, da un po' di tempo a questa parte è diventata l'apparentamento costante, che abbiamo visto in vari contesti, appunto, di questi due partiti, dei quali, non so, io su questo ti chiederei più che altro una commemorazione o un epitaffio per il Movimento 5 Stelle, un pensiero di solidarietà da parte tua. Lo so, forse la scoperta scientifica che hanno fatto in questi giorni di quel buco nero al centro della Via Lattea, magari saranno i 5 Stelle, ciò che rimane, non lo so. Anzi, forse è troppo importante perché il buco nero poi tutto sommato attira anche la luce. Il Movimento 5 Stelle in questo momento dice una cosa, poi ne fa un'altra. A livello nazionale prima vota l'invio di armi all'Ucraina, poi magari se ne pente e dice no armi pesanti. Dice che ci sono dei sondaggi non ufficiali che addirittura danno Movimento 5 Stelle che perde il 20%. D'altra parte, se uno fa la campagna elettorale che deve aprire il Parlamento come una scatoletta di sardine e poi assaggia le sardine, gli piacciono e si chiude lì dentro, è chiaro che non poteva essere altrimenti. Mi pare che siamo in un contesto autoreferenziale che cerca di rinnovare se stesso, senza tener conto di quello che è le esigenze reali dei cittadini. Sì, magari ne parlano, ma è per una presa per i fondelli. Cioè questa democrazia rappresentativa alla fine finisce per rappresentare se stessa e non chi dovrebbe essere rappresentato, cioè chi realmente ha dato la delega a essere rappresentato. Il dato era in particolare su Palermo, dove, come si sa, in questa alleanza, quasi in questa fusione o confluenza nel Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle ha presentato una lista di candidati al Consiglio Comunale
lista in appoggio al candidato del PD, il candidato sindaco, e ha avuto proprio di recente il benestare a Roma l'approvazione di questa lista. Quindi il rito originario dell'accentramento, per cui, se ti ricordi, qualunque lista in qualunque elezione amministrativa non poteva fregiarsi del simbolo del movimento senza un'approvazione dal centro, il che avrebbe dovuto comportare una capacità di controllo per evitare derive o fughe lobbistiche locali, eccetera. Questo rito viene mantenuto, però molto svuotato negli effetti, perché non è una lista che rappresenta un candidato sindaco, ma semplicemente l'appoggio al sindaco di qualcun altro. E fa pensare anche che proprio accanto al segretario, capo, portavoce, come si chiama, conte, insomma questa figura di guida del movimento, ci fosse la sua vice Paola Taverna, parlamentare che, ricordiamo, si distinse per le sue qualità oxfordiane nella sequela di contumelie, insomma, verso il Partito Democratico in tempi non poi così arcaici. E quindi in questo la solidarietà del matrimonio non di convenienza ma di sopravvivenza, come hai anche sottolineato tu, è proprio con l'ultimo della lista in qualche modo, non con uno dei possibili, ma con il cosiddetto nemico numero uno. In nome di che cosa? Poi in nome della pagnotta, insomma, non si può dire altro, della possibilità di tirare avanti. Mi aveva colpito un ex già candidato a sindaco che ha avuto nel frattempo modo di ripensarci, e che però prima, sempre parliamo del candidato sindaco a Palermo, prima di questo passo indietro si era espresso in modo molto chiaro proprio sul rapporto tra realtà sociali, diciamo di volontà e di energie locali, e partiti nazionali. Lui aveva presentato una lista sua. Parliamo dell'onorevole deputato regionale Salvatore Totò Lentini, e quindi, forte di questa candidatura civica, diciamo così, parlava degli altri, dicendo che appunto erano condizionati, per non dire comandati, o con un'interferenza, insomma, di questi partiti nazionali che in fondo usano, parole sue, i luoghi, i contesti locali come terreno di caccia, possiamo dire così, per metterci sopra la bandierina, per piazzare qualche amico proprio, ma in fondo non hanno nessun interesse a occuparsi effettivamente di quelle che sono le esigenze dei cittadini. Lui parlava in particolare delle periferie, insomma, il bisogno per i giovani, di spazi, una serie di cose. Poi chiaramente nello stesso momento in cui ha fatto un passo indietro, ma non totalmente, nel senso che ha messo questa sua lista al servizio di un altro candidato che è favorito, forse il candidato La Galla, chiaramente quel disco l'ha dovuto cambiare, perché con La Galla già sappiamo che sono presenti in maniera ufficiale i partiti nazionali del centrodestra, esattamente come la controparte Miceli è ufficialmente espressione del Partito Democratico, con appunto i moribondi 5 Stelle al seguito. E quindi non puoi più dire che i partiti sono brutti, che rompono le scatole, che danno fastidio. Infatti, d'ora in poi quello che dirà sarà meno interessante, perché sicuramente è meno sincero e vincolato dalle circostanze. Però, invece, andiamo agli interessi del cittadino, appunto. Forse aveva ragione quando poteva parlare più liberamente questa persona, e quindi quello che io avevo espresso come speranza della molteplicità di presenze di candidati, sia espressione di partiti nazionali ma anche di altre realtà, avrebbe permesso, in questa vastità di scelta, all'elettore di esprimere una preferenza di metodo, se vogliamo, no? Cioè, mi fido di più del candidato col marchio del Partito Nazionale, tenendo conto per esempio che proprio dai 5 Stelle è venuto fuori quello che è stato poi, è diventato il capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Palermo. Quindi questo marchio di garanzia, insomma, funziona fino a un certo punto. Cioè, se la Lega ha potuto costituire
un gruppo nel Consiglio Comunale di Palermo è grazie al Movimento 5 Stelle, no? Per fare un esempio. Oppure viceversa, questi marchi appunto non vengono considerati reali a livello locale, ma addirittura anche una forma di imposizione dall'esterno, di fattori che non hanno niente a che vedere con anche la stima, la fiducia che in una città, in un contesto più ridotto si può avere conoscendo le persone. Ecco, tutto ciò purtroppo praticamente non sarà possibile. In pratica, ancora una volta, si torna alla eterodirezione di quello che poi diventa invece, teoricamente, nella forma costituzionale, la rappresentanza del luogo, e non come quegli altri organi come il prefetto, per dire, no? Il prefetto non rappresenta i territori, è di nomina ministeriale, no? E questi invece sono di nomina romana come partiti. Ricordi in qualche modo qualche esempio, o comunque hai una preferenza tra queste due formule, tra questi due vivai della politica, la politica civica per le elezioni comunali o il partito che esprime quel candidato? Ma la politica civica, realmente civica, esiste, ma è rara. Anche se si presentano delle liste civiche, c'è sempre dietro lo zampino e insomma decisioni a livello dei partiti nazionali. Ora, forse in piccoli centri potrebbe essere che liste prettamente civiche possano manifestare il loro pensiero e cercare proprio di creare una politica, ma nei grossi centri come Palermo, Messina, lì c'è lo scontro reale dei partiti nazionali, perché sono centri decisionali dove si gioca un pochettino il rimanere aggrappati al territorio. Aggrappati al territorio, ma appunto non per fare gli interessi del territorio, ma come mantenere il bacino di voti. Poi qui in Sicilia ho sempre detto il mantenere la precarietà, continuare ad affamare di lavoro e non solo la gente, è un modo in più per tenere le persone al guinzaglio e servirsene nel momento del voto. Del resto, qualche settimana fa è stato anche, mi sembra Miccichè che ha detto che tanto le decisioni non si prendono in Sicilia. Ed è vero, solo però che la Sicilia è un banco di prova, tipo statisticamente poi i risultati della Sicilia si cercano di inserire nell'universo Italia nazionale. Secondo me in questo momento dove il 5 Stelle lì si allea, si fa una lista con il PD in un altro posto, magari in questo momento sono dei tentativi di vedere un pochettino, di toccare il polso e di vedere dove è che magari riescono. C'è una strategia, una pre-strategia, cioè fare delle prove per decisioni magari successive. Questo riferimento che tu hai fatto alle dichiarazioni di qualche tempo fa di Miccichè, io l'avevo preso anche un po' come un tentativo di scoraggiare proprio quella parte di elettorato che vorrebbe una situazione diversa, perché affermare piuttosto che far finta di negarlo, no? Dire no, ma cosa dite, cari elettori, cari palermitani, voi siete il popolo sovrano, no? Che potrebbe funzionare se ci fosse un minimo di fiducia e di credibilità nel soggetto che sta parlando. Siccome già in partenza penso che Miccichè sappia di non avere la fiducia neanche dei suoi parenti più stretti, e neanche dei colleghi di partito, visto cose che poi diremo più avanti, a questo punto gioca forse al buttarla proprio sullo scoramento, dicendo sì, siamo un'oligarchia, prendiamo ordini da fuori, ma noi siamo i viceré, quindi comunque a noi ci fa comodo individualmente. E quindi che volete fare? Così, finiamola con questa
farsa del popolo sovrano, e uno si deprime, non va a votare e ci mandano solo quelli che gli ha dato lui qualche soldino, insomma qualche promessa. Ha ripulito il campo, un po' come mi ricordo nei concorsi pubblici si è sempre fatto anche così. Se spuntava qualche concorrente, diciamo, di troppo, soprattutto quando si sta parlando di numeri piccoli, non certo migliaia, gli arrivava la telefonata del giorno prima: no, ma lo sai, è tutto a magna magna, che era come dire di solidarietà, ma in realtà era per dirgli: siccome è tutto un magna magna, siccome vatti a fan giro, vai al mare domani, che perdi tempo, anche il biglietto del treno, non sai. Ecco, e questo è il palo, no? È colui che aiuta i malintenzionati perché demoralizza i possibili fastidi dell'elettore libero, da parte dell'elettore libero. Però quello che tu dici, quello che viene considerato spesso Sicilia come banco di prova, eccetera, ma banco di prova di che cosa però? Attenzione, perché sarebbe un banco di prova ben funzionante se la prova consistesse nel poter dire, appunto, i partiti hanno ancora quella capacità di assorbire l'orientamento oppure no. Per provare se funzionano o meno devi metterci un'alternativa. Ora, tra l'altro, poc'anzi proprio controllavo all'ultimo minuto, consideriamo che siamo alle porte della chiusura delle liste, no? Quindi tra poco non si potrà più, tranne che qualcuno non abbandona per altri motivi, però sarà chiaro ciò che il 12 di giugno sarà messo nella scheda. La candidata Francesca Donato è ancora in corsa. A questo punto è una notizia, perché tanti altri appunto si sono defilati nel frattempo. Ecco, casomai io posso dire che questo mi sembra un banco di prova interessante. Una lista civica come la sua, da parte di una figura che comunque non nasce sotto un cavolo, in un certo senso non ha quelle problematiche un po' dello spontaneismo approssimativo. Sentivo, tanto per fare un esempio, perché non so se avrà un futuro, il movimento 3V, un soggetto nazionale nuovo guidato da un certo Luca Teodori, utilizza molto ovviamente la rete, insomma, per comunicare. C'erano due candidati sindaci di questo movimento 3V, una mi ricordo che era di Pistoia, l'altro era un candidato di Monza, che parlavano, dice: cosa farò se faccio il sindaco, no? Bene, ti posso assicurare che l'ultimo, il più sconosciuto e il più approssimativo dei soggetti che il Movimento 5 Stelle ha catapultato nella politica nazionale, no? Il Bonafede di turno, per dire, per non parlare di altri che ancora fanno danni, era meno sconcertante di questi due candidati sindaco. Uno dei due diceva: sì, io non so che competenze abbia il sindaco, cioè, premessa, non so che competenze abbia il sindaco, però andrò nelle scuole e farò approvare un'ora obbligatoria, un'ora di lezione, una materia per cui prenderanno la sufficienza, o se no verranno bocciati, e non so che qual era, l'ora del sorriso, l'ora dello stringersi la mano. Cioè, dico, va, tutto bellissimo per fare, insomma, le fiabe per ragazzi, voglio dire, no? Ecco, questo problema che abbiamo conosciuto molto bene con l'esperienza nelle amministrative di questi sindaci a 5 Stelle che purtroppo non hanno soddisfatto granché, nel caso della Donato sinceramente non è così, perché insomma la conosciamo già, voglio dire. Allora a questo punto diventa quasi l'unico termometro per stabilire la salute della formula partitica nazionale a livello locale. Cioè, quanti voti prenderà lei piuttosto che quanta gente si asterrà. Non so, poi dici: ma come, c'è anche il candidato di Siciliani Liberi con Italexit? No, già non funziona più. Può essere un indicatore di una politica di opposizione extraparlamentare, ma Italexit è un partito nazionale. Paragone è sceso per presentare la lista, e quindi addirittura i cosiddetti coordinatori regionali, insomma, ci sono o non ci sono, è quasi la stessa cosa, perché tanto arriva lui, che è lo solito modello, se tu ti ricordi, ne hai parlato tante volte: scende Grillo, scende Salvini, no?
Quindi non so tu come vedi questo aspetto, cioè come fanno i partiti nazionali a sapere se godono di buona salute se giocano senza portiere avversario? Un portiere avversario ci vuole. Io penso che manco si pongono il problema, perché tanto sanno della disaffezione della gente che magari si lamentano, la gente non va a votare, eccetera, eccetera, però tutta questa situazione che la gente non va a votare gli fa comodo, perché poi chi è che va a votare? Va a votare la massa che viene insomma, invitata da questi grossi apparati elettorali e chi crede realmente o nella Donato o in Ciro Lomonte, il Siciliani Liberi dall'Exit, o della famiglia, oppure Catalano per Movimento Siciliano d'Azione, però alla fine non è che si pongono il problema, tanto lo sanno, o vince la Galla o vince il Michele. Non è il problema del cimitero del Rotolo che ci sono i cadaveri accatastati, oppure il passante ferroviario di Palermo o lo Zen, eccetera, perché quello si parla magari al limite per fare la campagna elettorale, ma non sono diretti a risolvere quei problemi. I partiti nazionali o chi per loro tendono solo e semplicemente per rinnovarsi se stessi, cioè per tenersi questa eredità. Il fattore che forse emerge ancor meglio, e arriviamo a parlarne subito, nel contesto della sfida regionale, però non è assente quando si parla di sindaci, in particolare appunto come per Palermo, ossia la riduzione a 2 delle alternative. È chiaro che è molto povera e poco rappresentativa del corpo elettorale, però già per i 2 è abbastanza significativa. Voglio dire che nel momento in cui, per esempio, nel 2012 Musumeci non arriva a fare il presidente della regione, penso perché per lui qualche cosa ha significato questo, no? Cioè non credo che era contento di questo. E perché non è arrivato a fare il presidente della regione? Lo sappiamo, l'abbiamo detto 1000 volte, perché ha avuto una divisione al proprio interno. Quindi il proprio corpo elettorale più o meno si sa qual è, se però non avvengono queste frammentazioni vanno a vantaggio dell'altra parte. Ora, tant'è vero che già ora si dice, nella polemica che appunto stiamo per affrontare, se sia o no lui, Musumeci, di nuovo il candidato del centrodestra unito. Se siamo compattissimi, dobbiamo essere compattissimi, e tra l'altro compattissimi vuol dire che a differenza del Parlamento nazionale dove Fratelli d'Italia sta per conto suo, chissà perché a Palermo invece non c'è quel problema, e quindi trovare anche un'unità che altrove manca, e manca già da un po' di tempo. Ma oltre al pericolo che magari Miccichè prende, si candida per i fatti suoi e esattamente come nel 2012 fa perdere il centrodestra, c'è anche un altro pericolo per loro, che ci sia una figura esterna in qualche modo come la Donato, che semplicemente non è che vince lei, non è che diventa lei sindaco di Palermo, diventa sindaco di Palermo Miceli grazie ai voti che nel centrodestra la Donato toglie al signor Lagalla. Cioè, il problema potrebbe essere questo per loro, no? Non occuparsi, come dicevi tu, dei problemi concreti della città, ma non avere l'amministrazione nelle mani. Perché? Perché una candidata per i fatti suoi ha creato un fattore di disturbo e ha involontariamente e indirettamente favorito la controparte, come potrebbe succedere per un Miceli se qualcuno alla sua sinistra, diciamo così, si fosse presentato e quindi gli avrebbe creato lo stesso problema, no? Del resto, più di questo, stiamo ragionando su quello che c'è, non su quello che ci dovrebbe essere. Anche nella lontana ipotesi che un candidato come la Donato o come Ciro Lomonte dovesse approdare al Palazzo delle Aquile come sindaco, poi c'è tutto un contesto ambientale attorno che gli metteranno tante di quelle difficoltà
gli faranno tante di quelle difficoltà, ostracismi, che non riuscirebbero comunque a portare avanti i loro programmi, perché poi Roma magari non manda subito i fondi, perché poi magari gli blocca questa. Tocchiamo un ultimo aspetto che ci riporta direttamente al piano delle regionali e che però sta già facendo i suoi effetti o i suoi danni. La questione morale. La questione morale che una volta era, per un certo periodo, è stato quasi l'unico elemento guida dell'orientamento elettorale di una parte degli italiani, insomma, se vogliamo, dai tempi della famosa primavera di Palermo, in cui tra l'altro il grande portatore del rinnovamento era proprio Leoluca Orlando, no? La giunta esacolore, cioè con 6 partiti, pentapartito più comunisti, insomma quello che ancora era il Partito Comunista, e tutto il problema della commistione tra criminalità e politica, Ciancimino, il sacco di Palermo, no? Quelli erano un po', per una parte dell'elettorato, gli elementi guida. Se ci hai fatto caso, tutto questo armamentario non passa mai di moda, anche perché è pur vero che qualcuno ci mette la sua buona volontà. E così c'è stata l'uscita di alcuni, diciamo, rappresentanti un po' di questa situazione, qualche vedova o parente di caduti illustri, insomma, no? Il fratello della moglie di Falcone, ma anche i Borsellino, eccetera, eccetera. E ora c'è anche il centro Pio La Torre, ricordiamo Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista, che ha fatto una brutta fine ai suoi tempi, ha chiesto una sorta di un atto, come quando si chiede ai parlamentari di fare le analisi del sangue per vedere se si drogano oppure no, no? Un atto di dichiarazione ufficiale, dice dite che siete contro la mafia, perché se non dite che siete contro, una sorta di abiura alle possibili invece ambiguità sulla questione mafia sì, mafia no e via di seguito. Perché? Perché il tema della legalità e dell'antimafia sappiamo che purtroppo, lungi dall'essere un patrimonio comune e non strumentalizzato, è stato utilizzato come la famosa questione, ti ricordi, parlavamo del 25 aprile, no? 25 aprile festa di partito, non festa degli italiani. E questo lo ha indebolito fino ai punti di oggi. Antimafia e cultura della legalità, temi di propaganda piuttosto che di vero riferimento serio, per cui possibilmente se sei candidato con me sei nella legalità assoluta, se te ne vai con quell'altro la cosa non funziona tanto. E quindi perché è successo questo? Perché abbiamo un ex galeotto condannato che ha espiato anche la pena, quindi vuol dire che i reati erano effettivamente confermati da parte della giustizia, che si è rimesso a far politica. Ha fatto un giretto in Africa, si è fatto le foto con 4 bambini e questo automaticamente lo ha candeggiato. Ora, che lui abbia questa voglia, questo interesse, tanto peggio di così, voglio dire, cosa può perdere? Ci prova. Ma quelli che se lo portano appresso, forse non so se valutano fino in fondo qual è il valore aggiunto che un Totò Cuffaro gli può portare rispetto all'imbarazzo, no? Che può venire questo. Dalla controparte ci provano, perché appunto dicevamo che il centro Pio La Torre, che ha assunto un po' l'eredità morale di questa figura, di questa vittima della mafia, hanno dichiarato tutti devono rifiutarsi, i candidati, di essere sponsorizzati da pregiudicati, da gente che magari controlla i voti sul territorio, e dicono, leggo dalla loro dichiarazione, le mafie vecchie e nuove con la violenza fisica o la minaccia del suo uso e con la corruzione, storicamente hanno dimostrato che il loro arricchimento produce l'impoverimento delle comunità di origine e dei nuovi insediamenti territoriali che li accolgono, rendendo debole l'azione del governo comunale. Palermo, la Sicilia e l'Italia hanno pagato un prezzo altissimo in vite umane e sottosviluppo economico e sociale a causa della corruzione politico-mafiosa che ha rubato fondi pubblici e diseducato interi settori della pubblica amministrazione al corretto ed efficiente utilizzo del denaro pubblico. Come dargli torto, insomma, non credo che sia opinabile nel merito, però il candidato La Galla, che appunto ha questo fardello che si porta appresso
di una lista in qualche modo espressione. Su ilsicilia.it la Galla dice no, non esiste che io respinga la lista del signor Cuffaro, perché lui è legittimato dal fatto di avere una forza politica. Cioè, siccome si è creato sto partitello della Nuova Democrazia Cristiana, o come si chiama, quindi sarebbe quasi antidemocratico secondo lui. Tu come la vedi, Salvatore? È antidemocratico tenere il signor Cuffaro lontano dalla politica? Al di là delle intenzioni nobili del centro Pio La Torre, mi fa venire da ridere, perché io posso anche giurare tutto quello che voglio, che posso anche parlare contro, che so io, però poi i fatti sono quelli che... Ed è chiaro che non contano le buone intenzioni, eccetera. Conta il bagaglio e il serbatoio di voti che uno ha e porta. Cuffaro avrà i suoi migliaia di voti e quindi la Galla non ne potrà fare a meno di quelli. È la verità, è la realtà delle cose. Interrogato su questo fatto, che poi non riguarda solo Cuffaro ma anche il famoso Marcello Dell'Utri, chi non si ricorda le sue vicende si vada a cercare questo nome, noi qua non facciamo le enciclopedie della storia italiana. La dichiarazione in proposito del candidato del centrodestra Roberto La Galla è la seguente: non trovo nessun articolo di legge o della Costituzione che mi dica che io debba respingere la lista di Totò Cuffaro, fatta tutta di candidati che ovviamente hanno le carte in regola, soltanto perché Cuffaro ha avuto problemi personali e giudiziari e oggi è non un mio interlocutore ma capo di una forza politica che è all'interno di una coalizione che ha trovato in me la sintesi. Mi sembra un capolavoro questa dichiarazione. Dice, prima di tutto, sì, io sono stato assessore suo, alta filosofia. Dice, io intanto quando Cuffaro era al governo della regione sono stato assessore con Cuffaro, quindi questo non lo può nascondere, non può prendere le distanze in maniera, come si dice, mai preso un caffè con quel signore. Però dice, ha avuto dei problemi personali, meschino, insomma, un po' di... Sembra quando a Berlusconi chiedevano di Mangano, dice, sì, ha avuto qualche disagio, cioè delle cose imbarazzanti, però è bene che queste dichiarazioni restino agli atti, no? Tra l'altro lui dice che i candidati espressi dal signor Cuffaro nella lista che appoggia la sua candidatura sono tutta gente a posto. Se fosse così, Salvatore, non avrebbero i requisiti per prendere i voti sporchi. Se sono persone a posto, gli manca un fattore fondamentale. Quindi su questo, se tu ricordi, ogni volta c'è una commissione, non mi ricordo se c'era di mezzo la Rosy Bindi che parlava di soggetti incandidabili, c'era tutta una revisione delle liste, forse anche per le politiche, che possibilmente prima del voto doveva toglierli, invece poi venivano tolti dopo. Cioè tu hai preso un sacco di voti perché ti ho lasciato nella lista, però dopo dice no, non puoi essere nominato alla carica, qualunque essa sia, perché non... che è un sistema interessante, li usano un po' come una carta moschicida, gli fanno arrivare i voti e poi li tagliano fuori dopo. Vedremo questo non lo sappiamo. E appunto dicevamo Alfredo Morvillo, fratello di Francesca Morvillo, che insomma sono andati abbastanza pesantemente. Tra l'altro il primo a usare questi argomenti è stato proprio il candidato del PD, Miceli, che se ne è uscito con un manifesto, insomma, in cui c'erano questi due mostri dietro le quinte, no? Che manovravano. Sembrava un manifesto dei tempi di Stalin, della guerra fredda, insomma, con queste figure mostruose. E quindi tutto ciò avrà un peso. Ma passiamo al contesto regionale, appunto, perché sebbene sia tutto col freno a mano tirato per aspettare che succeda quello che deve succedere il 12 giugno, però esiste anche questa situazione nella quale già si pone un duplice problema per il centrodestra. Primo, l'unità non solo rispetto a Fratelli d'Italia, insomma agli altri partiti, ma anche in particolare con questa figura un po' incontrollabile di Miccichè,
che ci ha deliziato di un'intervista in questi giorni nella quale ti diceva di tutto e di più, decisamente con toni che non erano legati alla politica, ma così a giudizi personali, insomma su Musumeci, il fascista di Catania. Chi se l'è persa se la vada a leggere. Poi lui l'aveva smentita, però la stampa ha detto che era così, c'era la registrazione. Ma insomma un qualcosa di particolarmente imbarazzante per questo benedetto centrodestra. Le ipotesi possono essere tante. Tu sei più a favore di una finzione tanto per farne parlare, o effettivamente, come è successo in passato, potrebbero arrivare con più candidati e comunque in un modo tale da non assicurarsi i prossimi 5 anni a Palermo come governo regionale? Presentarsi con più di candidati, secondo me, lo sanno che rischierebbero di appunto disperdere voti e quindi di ipotecare una sconfitta. Quindi io penso che alla fine, per adesso stanno facendo tutte così, e poi alla fine penso, una mia supposizione, che Musumeci farà un passo indietro e presenteranno un candidato unico. Il candidato uscente, colui che ha già ricoperto quell'incarico, perché non dovrebbe ricandidarsi? Perché il giudizio, cioè questo è già un giudizio sulla sua amministrazione. Perché i giochi di potere, facendo due calcoli, conviene che lui non si ricandi. Cioè, facendo un sondaggio super partes, ma si crede veramente che Musumeci possa essere rivotato? Si crede veramente che questa amministrazione, questo governo regionale abbia fatto delle cose così positive per la Sicilia? Se facendo un sondaggio esce fuori che la gente è convinta di questo, e allora non ci sarebbero motivi per cui non far candidare nuovamente Musumeci, che darebbe una continuità a tutta questa positività profusa. Se il sondaggio dice altro, credo che chi detiene il potere, visto che le decisioni si prendono altrove, non in Sicilia, prenderanno la decisione di bruciare il candidato scelto. Tra l'altro, appunto, in questo ambito che ancora, come abbiamo detto, deve dare il meglio di sé, insomma, è tutto molto statico, però nel lato del cosiddetto centrosinistra si è affacciata la novità, diciamo, di un'autocandidatura in qualche modo da parte di Claudio Fava, che in qualche modo ci prova sempre, insomma, è sempre l'eterno sconfitto della sinistra, no? Anche perché queste autocandidature già non ispirano poi alla ricerca delle convergenze, sembrano quasi una forma testimoniale per dire io ci sono perché questa voce ci deve essere, poi si prende quei 4 voti, poi si prende il seggio al Parlamento regionale, il che avrebbe forse più senso magari in una situazione proporzionale in cui ci sono tante piccole realtà che in fondo vanno avanti. Ti ricordi? C'erano i Verdi, c'erano i Repubblicani, c'era Democrazia Proletaria che aveva un deputato, voglio dire, perché no? Era un Parlamento più eterogeneo, insomma, no? Nella formula di oggi, di oggi da un bel po', alla fine serve a chi? Serve a lui forse a continuare a fare il deputato regionale, ma a parte questo. E quindi da questa settimana appunto dice che apre la sua campagna elettorale come presidente alle regionali. E qui stesso discorso, appunto, tra l'altro in un caso nel quale appunto abbiamo detto fino a poco fa sarà Musumeci o no il candidato del centrodestra, ma invece quello del centrosinistra alle regionali? Hai qualche totonomine? Non saprei proprio. Quindi mi pare che forse la situazione è ancora peggiore, no? Perché almeno di Musumeci si possono valutare 1000 aspetti, di uno che non si sa manco chi è ancora più complicato. Secondo me poi uscirà fuori dopo le elezioni amministrative di Palermo. Stai pensando a un tuo illustre concittadino come possibile candidato del centrosinistra? Potrebbe essere, però non credo. Non credo perché è molto furbo.
e non si brucerebbe lui. Capito? Ma se vuoi fare il presidente della regione ti devi candidare, se no non vuole fare il presidente della regione. Ma io penso che quella persona che credo che tu ti riferisci come mio concittadino, penso che lo vedremo nel 2023 candidato. Ah, quindi dici, giustamente, dici, perché devo fare il parroco di paese quando posso andare a fare il papa? Però sai, di questi qua ne conosciamo già nella storia, ce ne sono stati parecchi che per prendere di più poi si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano. Tra l'altro, per chiudere la pagina palermitana, uno di questi è stato Renzi, per esempio, perché Renzi voleva giocare a fare il jolly, quello che era determinante, l'ago della bilancia, e quindi si era avvicinato insomma a questo candidato La Galla prima che La Galla diventasse di fatto il candidato del centrodestra. Di fronte a questa situazione rinnovata ha dovuto fare un passo indietro dicendo effettivamente qua gli unici fuori posto siamo noi di Italia Viva, solo che nel momento in cui le cose non vanno come avevi pensato, poi che fai? Vai a correre a bussare alla porta di quell'altro? Credo che, non so, ma insomma sarà difficile. Quindi tanti calcoli in politica devono anche considerare l'imponderabile. Del resto tu nel campo bellico-militare ripeti sempre che ci sono anche circostanze che non si possono prevedere. Cioè, non è tutto nelle mani di queste singole persone, voglio dire, no? Può succedere un po' di tutto. Invece, a parte la candidatura di Fava, appunto c'è poco altro a livello delle elezioni regionali. Come dicevamo, se si scoprirà, se si toglierà questa incognita del candidato di centrosinistra sarà interessante. Se il mondo sicilianista batterà un colpo in qualche modo anche in quel contesto, come onorevolmente fece nelle scorse regionali. Se queste forze più significative, diciamo nuove, come appunto il partito di Paragone, altre che ancora sono un po' in un sottobosco, aspettano la loro prova elettorale, Ancora Italia e altre, bisognerà vedere se avranno qualche, se anche si creerà un po' di convergenza. Purtroppo in questo non depone a favore proprio l'esperienza della Donato, perché teoricamente una possibilità nelle cose di unire gli sforzi con Italexit e con Siciliani Liberi poteva anche esistere, insomma non c'era una particolare impossibilità, visto che abbiamo visto poi di tutto e di più, abbiamo visto appunto i 5 Stelle che fanno da scendiletto al PD, quindi a quel punto non ce n'è a priori e pregiudizi, però di fatto per altri motivi sono concorrenti, insomma, in qualche modo, e quindi questo lo vedremo. Invece, Salvatore, andando un po' alle questioni che quelli che vogliono fare i sicilianisti duri e puri dicono a me non mi riguarda perché io non sono italiano, però poi quando gli arriva la cartella esattoriale c'è scritto sopra Equitalia, tipo, no? E quindi poi possibilmente uno è pensionato, gli arriva la pensione sempre non è la pensione siciliana, vabbè, comunque è un modo come un altro per fare i sicilianisti. Però dico, quelle scelte che coinvolgono un po' tutti, a livello nazionale si sta parlando del DDL concorrenza. Ora noi non stiamo qui ad approfondirlo perché appunto ci sarà tempo di parlarne. Qualcuno però lo ha già accusato come provvedimento di essere una forma surrettizia, insomma un po' un inganno per far entrare dalla finestra ciò che è stato buttato dalla porta, cioè le privatizzazioni, per esempio, dell'acqua pubblica, no? E quindi qualcosa di cui si parla da molti anni, su cui bene o male l'opinione pubblica si è espressa in una forma che non condivide. Insomma, poi gli esperimenti pratici noi a Mineo l'abbiamo conservata a gestione comunale e forse abbiamo fatto bene. Casomai avremo modo di tornarci sopra. Io semplicemente faccio questo passaggio per dare notizia di una iniziativa di mobilitazione, insomma, civica, che è prevista per sabato,
sabato 14, a partire dalle 17:30 a Siracusa, davanti al Tempio di Apollo, quindi nella bella Ortigia, un flash mob, oggi si chiamano così, sarebbe a dire un'improvvisata, insomma non saprei come tradurla in italiano. Vado a leggere il comunicato così chi vuole approfondire, già ha deciso che è contro questa iniziativa e quindi vuole dare visibilità al proprio dissenso, può andare a Siracusa. Questa iniziativa di flash mob a Siracusa è promossa dalla cooperativa Generazioni Future. Generazioni Future è un'iniziativa che prende le mosse dall'attività pubblica del professor Ugo Mattei, che è anche colui che si è distinto per una occupazione pacifica dell'Università di Torino, dove è docente contro il Green Pass per gli studenti, e ha dato vita anche a un comitato di liberazione nazionale che dovrebbe appunto cercare di raccogliere queste nuove realtà emergenti che soprattutto negli ultimi 2 anni di pandemia hanno cercato di emergere appunto dalla società. E comunque i cittadini sono invitati a partecipare a questa iniziativa contro la privatizzazione dell'acqua e di altri servizi pubblici alle lobby. I cittadini sono invitati a partecipare vestiti di bianco e in tutti i toni del blu e dell'azzurro. Quindi insomma messi tutti insieme a vedere una sorta di mosaico acquatico. Bello, insomma, un colpo d'occhio questo, poi potremo vedere video e immagini. Ci hanno già impedito di respirare e di scegliere liberamente sul nostro corpo. Il riferimento mi pare abbastanza ovvio a tutte le prescrizioni di PCM e compagnia bella. Non permettiamo di toglierci anche il bene più prezioso che abbiamo, l'acqua pubblica. Quindi questo è l'attualità, una delle questioni attuali a livello nazionale. Ultimo argomento in scaletta e poi ci saluteremo con una carrellata di vignette che il nostro pubblico potrà apprezzare. Insomma, le abbiamo selezionate dai migliori satirici di tutta Italia. E c'è stato il viaggio in America del nostro Presidente del Consiglio e continua questa formula acritica di aderenza, fotocopia, direi anche quasi ormai neanche più la subalternità, proprio un clone che quasi quasi potremmo mettere l'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma a fare il capo del governo, insomma facciamo prima. Però come hai sentito qualcuno storce il naso, no? Qua in Italia. E inoltre i nostri compagni di sventura nel continente europeo cercano un pochino di sfilarsi chi a destra chi a sinistra. Parliamo della Francia, parliamo in particolare della Germania. La cosa che ha fatto più impressione forse è stata il momento in cui la prima linea, diciamo, del conflitto in atto, il presidente ucraino ha osato dire qualcosa sulla possibilità di trattare per rinunciare alla rivendicazione territoriale della Crimea ed è stato brutalmente zittito dal segretario della NATO, dice no, ma tu non hai titolo per trattare cessioni territoriali del tuo paese. Se lo dice lui, chi siamo noi per metterlo in discussione? Ma soprattutto i concittadini del signor presidente ucraino dovrebbero capire chi è il loro vero presidente a questo punto, no? Cioè è un messaggio che arriva anche alla gente, in fondo. L'Ucraina sarebbe il riflesso a est di quello che è l'Italia a ovest. I cittadini dovrebbero vedere, insomma, di chi sono governati. C'è stato un aggiornamento di quello slogan molto assertivo, molto patriottico: la NATO combatterà questa guerra fino all'ultimo ucraino, no? Ora c'è un aggiornamento: gli Stati Uniti combatteranno questa guerra fino all'ultimo europeo. E qui, su questo aggiornamento, la cosa ha preoccupato qualche governo europeo, perché l'allungamento e addirittura quasi la sicurezza che si tratterà di un conflitto pluriennale fa sì che quelli che dicevano sì, resisteremo mezzo inverno senza riscaldamento, mezzo, ma se diventano invece 10 inverni senza riscaldamento è uguale. Oppure, a parte il riscaldamento, la questione della produttività, no?
Cioè, quanto possono stare in apnea i corpi industriali, voglio dire. Allora lì comincia a diventare una richiesta un po' insostenibile, anche dai più volenterosi, dai più servizievoli. E su questo mi ricollego a ciò che vai dicendo fin dall'inizio di questa nostra chiacchierata, perché è quella sensazione di fondo un po' del muoversi in un'equivalenza, cioè qualunque cosa uno faccia, poi alla fin fine conta quello che conta. Se vuoi, la riflessione, che poi diventa anche una domanda, è questa. Nel momento in cui vedi un nostro governante, diciamo eletto da nessuno, un Draghi o anche un Di Maio, per dire, affermare categoricamente qualcosa come la volontà di combattere, mandare armi e spendere soldi, a cui alcuni di noi sono totalmente in disaccordo, e anzi pare che una grossa fetta di popolazione italiana non condivide per nulla questa linea. Ma poi ti accorgi, e quindi verrebbe a dire, ma come non fate nulla, non scendete in piazza contro Draghi, contro Di Maio, insomma, perché non vi esprimete in maniera più diretta? E poi però viene fuori che appena qualcun altro nel contesto europeo si muove su una linea diversa, anche qui in Italia, possibilmente a scoppio ritardato, però verrà costretto il signor Draghi o chi per lui a modificare la sua linea e a non essere più così zelante nei confronti della NATO e degli Stati Uniti. Allora dici, allora tanto vale avere fiducia, tra virgolette, negli interessi di coloro che sono più in grado di condizionare le politiche di altri paesi europei, ai quali poi l'Italia si accoda in maniera totalmente dipendente. Quindi non avrebbe senso manifestare contro Draghi come non avrebbe senso oggi come oggi manifestare contro la buonanima di Craxi, per dire, cioè, è morto, oppure facciamo una manifestazione contro Andreotti. I politici attuali italiani, l'unica differenza che hanno con i defunti è di essere apparentemente vivi, ma siccome la loro incidenza è pari a zero e andranno a rimorchio degli altri, potrebbe essere questo il motivo per cui intimamente alcuni di noi non si mobilitano, perché dicono sto facendo una manifestazione contro un pupazzo. Che senso ha? Io il popolo italiano sinceramente non è che lo capisca tanto bene, perché sì, è vero che magari ci sono queste due visioni, non inviare le armi, e poi questa differenza di armi pesanti e armi non pesanti, difensive. Cioè, un'arma è un'arma, cioè se spari e ti beccano t'ammazza, quindi voglio dire quindi questa differenza io non la vedo un pochettino così aleatoria. Non lo so perché non scendono in piazza, magari forse si preoccupano che poi arriverà lì il solito persona che fa le prove di forza ondulatoria. Non lo so, ormai siamo così, paure a cose che la nostra Costituzione ci permette di fare, il dissenso, la manifestazione. Ora uno non può parlare di, che so io, di Dostoevsky perché già subito censurato. A proposito di questa questione delle armi, forse proprio per incentivare e inculcare qualcosa nell'opinione pubblica, ieri, subito dopo il TG serale del Rai 2, c'è un momento di approfondimento e hanno invitato un cardinale del Vaticano che è praticamente l'equivalente del ministro degli esteri di ogni Stato. La giornalista all'ultimo ha posto questa domanda: è giusto inviare armi? E lui ha detto sì, quindi abbiamo anche la benedizione del Papa, e questo ritorna al discorso che già il Vaticano si era bruciato perché è apertamente schierato, non può andare a chiedere di andare in Russia a mediare perché gli faranno le pernacchie, voglio dire, non gliele faranno magari per rispetto della personalità così, ma perde la figura di mediatore. Quindi a proposito sarebbe interessante fare
una chiacchierata su tutte le guerre provocate dal papato a questo punto. Beh, un bel argomento, sicuramente potrebbe interessare molti. No, perché voglio dire, la figura del Papa e quindi della Chiesa, ma lasciamo stare il Papa come capo del mondo cattolico, ma la figura della Chiesa dovrebbe essere la figura che mette in atto il pensiero e il messaggio cristiano di Cristo, e quindi dovrebbe porsi in posizione super partes e mediare. Ma se tu poi dici che è giusto inviare le armi, poi ti fai vedere con le mogli di quelli là che sono nascosti là, rifugiati nell'Azov, poi svendoli la bandiera, manco ti accorgi che ci sono i simboli nazisti ucraini, poi ogni volta che parli a Uttu et Orbi tiri sempre fuori l'Ucraina. Ora anche nel festival europeo della musica là stanno facendo arrivare pure la canzone ucraina in finale, cioè voglio dire, allora lasciamo perdere. Per ritornare all'Italia, l'Italia chi è l'Italia? È un'espressione geografica e basta. Draghi è andato lì, si è messo sull'attenti, dice che devo fare? Mandaci tante armi, altre cose, tanto pagate voi. Quando qualcuno cerca di fare gli interessi della propria nazione, del proprio popolo, e sto parlando in questo di Orban, subito viene attaccato, eccetera, eccetera. Quello chiaramente sta facendo, sa che se chiude i rubinetti del petrolio russo, si trova con una mano davanti e una di dietro. È ovvio che deve fare gli interessi perché ci tiene, perché se non ci teneva, allora vabbè, chiudiamo. Ora forse si è ammorbidito, però solo per quelli che arrivano via nave, l'embargo, via terra no. In ogni caso, appunto, credo che questa percezione che abbiamo un po' tutti di una sostanziale subalternità dell'apparato cosiddetto decisionale, che è l'unico che noi possiamo eleggere, è chiaro che ci depotenzia come elettori, perché appunto quello possiamo esprimere, però poi conta quello che conta. Però dall'altra parte ci toglie anche in parte dalle sue mani, perché non è che ci libera, siamo in mani altrui. Ma se il governo di un paese è controllato da un altro paese, i governati di quel paese, anche loro sono controllati da un altro paese, no? Mi pare abbastanza ovvio. Quindi chi sono i nostri governanti? Gente che sicuramente noi non possiamo né eleggere né mandare a casa. Però almeno possiamo sperare che curino i propri interessi, perché è vero che se una fabbrica chiude in Germania, possibilmente anche qualche nostro concittadino siciliano si ritrova per strada, però è anche vero che l'imprenditore non è contento di chiudere la fabbrica. Quindi speriamo nel sano egoismo, come diceva Adam Smith, della classe imprenditoriale, della Confindustria tedesca o chi per lei è francese, che almeno per tirare avanti con l'apparato produttivo che hanno prendano delle linee che siano anche il meno peggio per quello che ci riguarda. Possiamo mandare, come si chiamavano una volta, quelle di cui parlava il Gattopardo, raccontava quel suo conoscente, dice quando c'erano i Borbone io mandavo la richiesta di un aiuto e dal re di Napoli arrivavano quei 4 soldi, no? Erano sicuri, insomma, questa assistenza da parte del re era un punto fermo. Forse potremmo comunicare con questi d'ora in avanti. Viviamo di concessioni altrui e basta. La resilienza, Salvatore, resilienza, che vuol dire? Di moda sta parola qua, resilienza. Tu mi insegni che con la resilienza ci stanno a fregare. No, tu mi insegni che calati Junco, questa è resilienza, no? Oggi si diceva, insomma, parlavano che, non so se è stato comunque un parlamentare nostro, che ogni paese è libero di scegliere le proprie alleanze, eccetera, eccetera. Ma io vorrei vedere se facessimo un referendum per uscire dalla NATO,
Vorrei vedere la reazione dell'azionista di maggioranza della NATO. Dici che si sentirebbe non voluto bene, insomma, un po'. La vedrebbe come una provocazione? Certo. Ah. E forse magari qualche bomba. Proprio così, senza. Sì, 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 a quel punto. Che facciamo? Non lo sappiamo. Eh. Concludiamo qui questa puntata. Ci auguriamo che il formato un po' di informazione di attualità abbia incontrato l'interesse e l'apprezzamento di chi ci ascolta, e quindi invitiamo, volendo, a condividere questo commento della settimana e lasciandoci con una carrellata di vignette che anch'esse a loro modo registrano un po' le cronache e aggiungono quell'aspetto di giusta ironia che aiuta anche a prendere le questioni con minore tristezza e soprattutto quelle più problematiche. Ci diamo appuntamento a una prossima trasmissione e salutiamo il nostro pubblico. Buonasera.